Voglio farvi capire ancora qual è la situazione in Veneto, perché poi c'è una svolta delle scorse ore che potrebbe stravolgere ancora una volta l'equilibrio per il futuro. Parliamo dello strapotere Lega, lo definiamo così, visti i consensi anche delle scorse tornate elettorali. Potrebbe la Lega addirittura pensare di andare davvero da sola e quindi non con gli alleati Forza Italia e Fratelli d'Italia, come racconta molto bene Alda Vanzan facendo una ricostruzione per il Gazzettino, ma ancora non sapevo quello che poi è successo nel pomeriggio, che vi spiegherò. Allora, la nuova legge elettorale del Veneto prevede che chi prende il 40% dei voti abbia il 60% dei seggi, che vuol dire sui 51 totali, mettiamo così, 29 che sono appunto gli eletti più il candidato presidente vincente che è il 30°. Quindi considerando che la Lega ritiene di avere il 50% delle preferenze in questa regione dall'esito delle europee, perché di fatto ha preso il centrodestra intero il 62,7% alle europee dello scorso anno, sopra al 50% dei consensi il proporzionale viene applicato appunto per i resti dei residui, definiamole così. Allora, il risultato quale potrebbe essere? Fate attenzione, poi vi dico la novità delle ultime ore. L'obiettivo potrebbe essere questo. Eccolo qua, stavo sbagliando cartello che manco. Allora, l'obiettivo 33 seggi, Lega soltanto, sul 51 che è il totale, più magari i 6 e 7 di Fratelli d'Italia e Forza Italia, sempre da sondaggi e previsioni, che potrebbero ottenere un risultato simile, quindi circa 40 del centrodestra che si alleerebbe allora dopo il voto. Il risultato quindi qual è? 32 più 1 che è il presidente solo alla Lega, più 6 e 7 del resto del centrodestra, più, e questa ora ve lo spiego, e all'opposizione resterebbero davvero resto mancia, 11, 10, 11, 12, non si sa. Qual è il nodo dei 10 assessori? Oggi di fatto hanno stabilito che, con una modifica allo statuto che è stata criticatissima da certa parte dell'opposizione, che gli assessori della giunta regionale del Veneto, come in altre regioni, questo è giusto dirlo, già applicato altrove, devono essere esterni, quindi non consiglieri eletti. Se eletti si dimettono per fare l'assessore e quindi entrano altri 10. Allora, cosa diventa? 32 più 1 più 6, 7 dell'altro e del resto del centrodestra, più i 10 assessori, di fatto con uno strapotere del centrodestra, dovesse vincere, più il resto invece va all'opposizione. Questa è la situazione, tant'è che dicevamo nei telegiornali, avete visto, già pensano di chiedere un referendum, 7 consiglieri di opposizione su 11 bastano, bisogna arrivare a 11 poi per domandare al popolo veneto che cosa ritiene su questa materia, perché dice ancora l'opposizione costerebbe avere gli assessori esterni, al di là dello strapotere del centrodestra, 7 milioni di euro in più per gli stipendi a ogni legislatura, mentre la Lega risponde che è quanto invece si fa già in altre regioni. Ma è il tema se vanno da soli o meno in base a questi dati che ci fa riflettere su quello che può succedere alla nostra regione nei prossimi mesi, perché davvero potrebbe far pesare il proprio consenso alla Lega, anche tenendo in disparte le voglie arrembanti di Fratelli d'Italia e una Forza Italia in forte difficoltà.